per poter dire alcune cose sul piano nazionale è molto importante fare bene i compiti a casa, e su questo fronte noi siamo inadempienti, o perlomeno siamo, lo diciamo tante volte, l'abbiamo detto tante volte, una delle due regioni italiane che sul fronte della riforma delle IPAB non ha ancora provveduto da 20 anni a questa parte. Una volta, Assessore, ci è capitato in una trasmissione televisiva di parlarne, e lei mi ha risposto: beh, tutto sommato, alla luce anche del coronavirus, può essere che questa roba risulti utile, perché quello che stiamo vivendo oggi inevitabilmente porta a un ripensamento, per cui anche l'avessimo fatta prima avremmo dovuto metterci le mani, posto che immagino che non aveste previsto la pandemia, per cui il problema c'era e l'inadempienza c'era comunque. Il punto è però non perdere ulteriore tempo, nel senso che io mi ricordo bene il Presidente Zaia quando nella prima seduta, anche devo dire l'ultima, in cui abbiamo avuto l'occasione di vederlo in Consiglio regionale qui presente, perché è venuto in Commissione ma in Consiglio in presenza non è più venuto, tra i PDL che ha depositato c'era anche questo. Dopodiché è rimasto un PDL probabilmente sul banco di Ciambetti, o forse è sotto il banco. Presidente Finco, dia un'occhiata, perché qui non si è più visto. Noi abbiamo chiesto con il gruppo consigliare del Partito Democratico, con le consigliere Bigon e Zottis, un percorso di audizioni in commissione di tutte le realtà coinvolte su questo fronte, sia per gli aspetti più legati alle emergenze, quindi il tema di come le finanziamo e di come le aiutiamo ad affrontare, ovviamente anche sul piano del personale che ricordava lei prima, un momento drammatico, ma anche sul piano prospettico, e cioè se questo mandato, se questa legislatura, come più volte abbiamo sentito da voi, sarà quella buona per arrivare alla legge di riforma, è evidente che ci vuole un percorso lungo e articolato, e che questo percorso prima o poi va cominciato. La nostra richiesta forte è quella di avviarlo subito. Partiamo presto con questo percorso di riforma, perché se sarà lungo come sarà, aspettare ancora rischia di fare del male a tutte le realtà, a tutte le strutture che in questo settore operano in Veneto. Grazie.